Io sono contro la caccia all'orso, penso che questo non sia il sistema per risolvere il problema. La Giunta Veneta vara il nuovo calendario venatorio, ma, precisa Zaia, bisogna togliersi dalla testa l'idea che si può dare la caccia all'orso. Il presidente della regione risponde così a quanti in questi giorni hanno ipotizzato di abbattere gli orsi che scorrazzano nel nord-est da anni, provocando danni a campi e allevamenti di ovini. Qualche giorno fa l'orso è tornato nel Bellunese e ha lasciato i segni evidenti del suo passaggio. 2 pecore uccise, forse 3, nella zona di San Martino di Chiesa del Pago. Secondo la polizia provinciale potrebbe trattarsi dell'esemplare visto nei dintorni di Piancavallo, nel Pordenonese. Saranno gli accertamenti e l'analisi dei reperti trovati nel luogo dove l'orso ha banchettato a stabilire la tipologia del plantigrado. Gli allevatori della zona si sono subito attivati per proteggere il bestiame, mentre in Friuli Venezia Giulia da qualche settimana è partita una campagna di sensibilizzazione nei confronti della presenza dell'orso, che deve essere vista come risorsa e vissuta senza timore. Stamani a Palazzo Balbi è stato varato il nuovo calendario venatorio. Si è parlato certamente dell'orso, ma solo in relazione ai danni che causa il passaggio del plantigrado nelle nostre zone. C'è il tema del ristoro dei danni da selvaggina, come vengono definiti, però penso che non sia quello la soluzione. Poi stiamo andando alla caccia, ma non risulta che si possa cacciare all'orso, anche questo, su questo bisognerebbe discutere.